ho davanti a me la Centona di Nino Martoglio ed esattamente la famosissima poesia L'Amore. I due personaggi di questa poesia sono una ragazzina e la mamma, e la ragazzina vuole dalla mamma spiegazione cos'è l'amore. Ora, oggi come oggi, che non è più ieri come ieri, è casomai la mamma ad avere spiegazione dalla ragazzina, ma all'epoca era diverso. Parliamo dell'epoca in cui uno sguardo incontrava l'altro, io ci mandavo un bigliettino, signorina per mettere una preghiera, e a sera usa rispondevano, c'hai sa fare la Madonnina, oppure signorina per mettere una parola, e io, c'hai sa diressa solo, maleducato. Una volta un amico mio capitò a Catania con la 600, calo finestrino, che una volta i finestrini si calavano con la manovella, oggi qui ne avevamo scodato con un bottone, e con una bella ragazza che camminava sola in via Etnea a Nagannosi, ci fa pupilla, niente mi dice, e ti darà botto, cornuto e crasto da vasta. Ora, lasciando perdere tutto questo, riprendiamo la poesia in questione. La ragazzina di botto domanda alla madre: mamma, che bene a dire innamorato? La mamma subito, minimo non ci rivedo, subito dice minchies, detto all'inglese. C'è che stava a domandarmi che bene a dire innamorato? Che bene a dire sta domanda, sa che successe? Però per non scannaliare, la figlia risponde semplicemente a Yettadà, vuole dire no, che si fa l'amore, è così. Ma non è che con le ragazzine se può uno in due parole dice male guadai, rincalza, e amore che bene a dire. Bene, non c'è guada che pensa a me, che è un gran peccato. È una bugia dell'uomo cerratore, la colpa sempre ne alza mascolo. La ragazza si ritira in se medesima e replica: mamma, timidamente, mamma, non è tanto giusto sto dettato, che chiaramente non mi ha fatto tore. Toreddo, la madre, Toreddo sdesonesto, che era il ragazzo di fiducia, che per dire a ballare dice: non è che stasera, a dire a ballare, tu non esci, ma c'è Tore, se c'è Tore ci può essere. Tore che era la garanzia di tutto, e ora sa che come no, Toreddo. E che ti disse sto sporcato? Qua la figlia si scioglie come la neve sull'Etna. Mi disse che per me moria d'amore. Però, un buon battito c'è, anziché facciamo, e quindi risponde la madre: a sto birbante, ma per dirlo come finì la cosa, replica in calza: e tu che ci dicisti? Niente, come il caso di tutte le brave ragazze. Lo tagliai con gli occhi storti. E poi me ne c'è io tutta affrontata. La madre tutta orgogliosa. E però davvero si sta comportando come una femmina di casa. Povera figlia mia, buono faciste, io lo cuore. E qui non può più mentire la ragazzina e dice:
mi batte forte forte. E chiesto è l'amore, figlia scialarata. Detta così con la spiegazione ve l'ho rovinato un poco, quindi cerco ora di farla tutta in una volta senza spiegazioni varie. Mamma, che ben a dire innamorato? Vuol dire un uomo che si fa l'amore. E amore che vuol dire? È un gran peccato, è una bugia dell'uomo cerratore. Mamma, non è tanto giusto sto dettato che chiaramente non mi fece dure, Torino. E che ti disse sto sporcato? Mi disse che per me moriva d'amore. E sto barbante. Io tu che ci dicesti, niente. Lo tagliai con gli occhi storti. E poi me ne trasio, tutta affrontata. Povera figlia mia, buono fascisti. E il cuore mi batte forte forte. Che sa l'amore, figlia scialarata.